Euroregioni News. Aria di festa, arriva il grissinometro. Sarà la nota conduttrice televisiva Diletta Leotta a cimentarsi nel simbolico primo taglio di una fetta di prosciutto San Daniele per dare il via ufficiale alla 34esima edizione di Aria di festa, in programma dal 22 al 25 giugno nella suggestiva cittadina in cima al colle, patria e capitale di un'eccellenza friulana conosciuta nel mondo. Una festa a tutto tondo, capace di richiamare 100.000 visitatori che incontreranno la sorpresa del grissinometro, grissino da 1 metro avvolto di prosciutto. Vi accoglieranno i mastri produttori del prosciutto nei loro laboratori. Sono 9 le aziende coinvolte. Si vivranno percorsi sensoriali anche per i bambini, potendo partecipare a 8 show cooking, 6 degustazioni e 4 corsi di taglio del prosciutto. Nei numerosi stand enogastronomici e nei locali di San Daniele si potranno gustare gli abbinamenti del prosciutto a vini, birre ed altri prodotti tipici del territorio, e sarà presente anche il food truck Aria di San Daniele, dove poter gustare panini gourmet, mentre il tappeto musicale è affidato a Radio Company Summer Up. La città fa sì da splendida cornice, ma si può anche scoprirla e viverla attraverso mostre e visite guidate ai suoi tesori culturali. Il prosciutto di San Daniele è cultura, e come cultura si incrocerà con quella dello sport, della narrativa, della musica, del cinema e del teatro, con volti noti da Gianfranco Vissani a Lella Costa, da Lodovica Comello a Morgan e Valentino Corvino, da Giuseppe Battistone e Piero Sidoti a Claudio Gregori, Enzo Cainero e Luca Mercalli. Aria di festa è organizzata dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, Promoturismo FVG, il Comune di San Daniele e Pro San Daniele. Siamo andati a trovare il direttore del Consorzio del Prosciutto di San Daniele, Mario Cicchetti. Come tradizione ci sarà anche un personaggio televisivo conosciuto a livello nazionale, una conduttrice, Diletta Leotta, che si diletterà, possiamo dirlo, si diletterà, si cimenterà nel anche quello tradizionale primo taglio. Che cos'è questo primo taglio? Perché poi ne parliamo, perché è più importante di quello che non si creda. Prego. Innanzitutto Aria di festa è giunta alla 34esima edizione, quindi anche nelle date che la caratterizzano e quindi una durata nel tempo dimostra la sua rilevanza strategica e importanza per il prosciutto di San Daniele. In particolare il momento a cui fa riferimento lei è quello che sostanzialmente dà il via alla kermesse del prosciutto, con questo simbolico taglio della prima fetta, alla quale normalmente ne seguono diversi milioni successivi della 4 giorni di festa. Un momento importante, dicevamo, perché è l'unico momento istituzionale, diciamo così, anche organizzato con una certa ritualità, che mette a contatto diretto gli estimatori del San Daniele e i visitatori che giungono a San Daniele con il mondo produttivo del prosciutto, con i segreti delle imprese e con i segreti veri intrinseci del San Daniele, che non sono poi così noti e così facili da conoscere, se non in questa occasione. Certo, Diletta si sta esercitando, immagino. Ma Diletta, che è una donna molto moderna e anche molto pratica, che ormai sia diventata una spadaccina in grado di affettare il San Daniele a mano senza grandi difficoltà. Ma infatti parlavamo di taglio, perché non è... Allora, parliamo del taglio come una cosa, diciamo, simbolica, no? E di apertura di questa festa, ma in realtà poi questo taglio, oltre ad essere milioni di tagli di fette di prosciutto che fanno parte, insomma, della festa, ma ci sono anche i corsi di taglio, perché era per dire quanto importante sia tagliare e conservare il prosciutto per conservarne le qualità. Certo, come dicevamo adesso, l'occasione di Aria di festa mette a diretto contatto il pubblico col prosciutto di San Daniele, e quindi oltre a raccontargli quelle che sono le caratteristiche produttive e le specificità del territorio, insegna materialmente, anche con una veste un po' giocosa e leggera, a trattare il prodotto. L'Italia è il più grande produttore del mondo di salumi, sicuramente il più rinomato per la qualità e per l'eccellenza, ma la cultura di gestire questi prodotti, che spesso sono da essere molto buoni o essere mediocri, dipende anche da come li si gestisce, come li si taglia e come li si serve, e passano anche attraverso questa conoscenza. Da anni ormai il Consorzio, in occasione di Aria di festa, ma non solo, poi anche in altri eventi che realizziamo in giro per l'Italia e per l'Europa, fa proprio dei momenti dedicati al taglio e conservazione del San Daniele. Spesso le persone, soprattutto nella modernità, nelle abitudini, diciamo così, veloci che abbiamo nella nostra esistenza quotidiana, abbiamo perso un po' questa pratica e questa anche dimestichezza col gestire questo tipo di tematiche. Quindi con calma raccontiamo come è fatto un prosciutto, come si compone dal punto di vista anatomico e fisico, e poi diamo alcune illustrazioni semplici per come conservare il classico trancetto che si può comprare a uso familiare per poi affettarlo a casa,
sorpresa, piuttosto per l'affettamento, il taglio del prosciutto intero colosso, piuttosto che quello disossato alla macchina. Ecco, oltre agli stand enogastronomici, che sono un classico chiaramente di questa festa per l'approccio, no? al prodotto, proprio per proseguire anche su questo discorso, ci sarà anche l'incontro ravvicinato con i maestri, no? Con i mastri o sì, comunque con gli esperti direttamente nei luoghi di produzione, anche per capire da dove viene questo prodotto, no? Oggi è di moda ed è una cosa per fortuna anche diventata cultura popolare, quella di conoscere i produttori. La televisione ne ha dato ampio spazio, i mezzi di comunicazione in massa, internet entrano spesso dentro le fabbriche della produzione. Noi tradizionalmente proponiamo questo incontro tra produttori e visitatori proprio per lasciare le aziende aperte, farle frequentare, farle conoscere e raccontare quello che c'è dietro al San Daniele. Come si vedrà è una prassi molto umana, nel senso che l'apporto umano, la tradizionalità e l'artigianalità dell'operato delle persone è caratterizzante del prodotto, quindi è molto interessante e anche molto curioso poter confrontarsi con i mastri prosciuttai, che sono poi quelli che fanno il San Daniele, e farsi raccontare da loro cosa si deve fare e cosa non si deve fare per fare un buon prosciutto. Ecco, e c'è anche una parte dedicata allo show cooking con degli chef, con dei maestri di cucina. Sì, anche perché insomma in giro per il mondo, in Italia, non ci si può limitare, anche se molto spesso ci si limita a ordinare o comunque a servire i famosi tagliolini alla San Daniele. Sì, perché insomma si può andare anche oltre, vero? Si può andare anche oltre, e anche qui cerchiamo di fare in maniera abbastanza coerente col prodotto e innovativa. Si deve andare oltre senza snaturare le caratteristiche del San Daniele. Il San Daniele di suo non è un ingrediente. Se pensiamo che ci vogliono 10 mesi perché l'animale raggiunga la maturità prima di essere sacrificato per diventare prosciutti, poi ci vogliono più di 12 mesi per la lavorazione del San Daniele, quindi ci vogliono quasi 2 anni tra quando iniziamo e quando finiamo. Sarebbe un peccato poi prendere un prosciutto fragrante, buono, delicato e cucinarlo brutalmente. Quindi quello che cerchiamo di fare appunto è raccontare alle persone, insegnargli come si può utilizzarlo al naturale, oppure anche con un trattamento termico che però non lo snaturi, non lo renda poi mangiabile, perché sennò non dimentichiamoci che disidratando troppo la carne poi gli effetti della sapidità diventano esagerati e quindi probabilmente lo si apprezza meno volentieri del solito. Insomma, il prosciutto di San Daniele è protagonista assoluto della festa, però insomma ci sono anche delle occasioni che sono state messe in piedi per fare anche della cultura, un po' così, non dico a 360 gradi, ma quasi, insomma, con degli ospiti illustri, va bene, c'è la cucina, ci sarà Vissani, no? Sì, ci sarà Vissani. Ecco, però ci sono anche altre persone, altri esponenti, altri rappresentanti di settori che non sono proprio legati all'enogastronomia, anche lo sport per esempio, cioè la musica. Cerchiamo di raccontare un po' raccontiamo un pezzo dell'Italia che è legata anche alla tradizione alimentare. In queste presentazioni, in queste narrazioni che vengono fatte da persone come Lela Costa, Filippo Daverio, Vissani che abbiamo citato, ma anche Battiston, che insomma è un noto volto cinematografico e teatrale italiano. Certo. Si parla con i cronisti friulani dello sport, anche di quello che è il ciclismo, per certi aspetti Bottecchia nel periodo, diciamo, tra le due guerre. Quindi cerchiamo di raccontare il territorio, l'abitudine di questo luogo, di questa terra, legata al prosciutto, ma anche legata a quello che sono la cultura, la storia e la tradizione di questi luoghi. Non dimentichiamo che il Made in Italy dell'eccellenza alimentare è legato alla grande tradizione, alla grande cultura che è il nostro paese. Non sempre sottolineiamo abbastanza questi aspetti, e non sempre quando si parla di cibo la si deve mettere solo in festa, è una buffata. È anche opportuno poi mettere sempre con leggerezza e sempre nell'ambito di un momento di divertimento e di svago inquadrare la tematica. È un po' il filo conduttore di Aria di Festa, che poi racconta anche i luoghi del centro del Friuli, delle terre alte, delle colline della nostra regione, che ci legano sicuramente a un territorio, a un popolo, che sono comunque legati anche alla nostra produzione. Non è un caso che quest'anno, per esempio, in occasione di Aria di Festa, ma poi successivamente ci siamo legati al Consorzio di Tarvisio, al Consorzio Turistico di Tarvisio, proprio per fare un focus su quello che sono le possibilità di promozione turistiche
di una zona che è particolarmente evocata al turismo estivo e invernale, che ha caratteristiche tipiche, insomma, di sostenibilità, di eticità e anche di quello che oggi è un po' la vacanza verde, diciamo così, attiva, dinamica e sportiva. Ed è quello poi che ci porta in giro per l'Italia, ormai è il secondo anno che lo facciamo, con Aria di San Daniele, che è uno spin-off, un clone di Aria di Festa, e che porta il prosciutto di San Daniele in una decina di città italiane e che lo fa assaporare portando un pezzo di questa festa, questo modo di vivere, questo essere in osteria nelle prosciutterie friulane in tutto lo stivale italiano da nord a sud. Ecco, per dire anche che comunque vi state impegnando per continuare anche un attimo questo discorso, andando alla conclusione, che vi siete impegnati anche nel marketing, nella promozione, anche se no, alla fine passiamo sempre per quelli che producono bene e vendono male, no? E ormai cioè, bisognerebbe cercare di uscire fuori un po' da questo stereotipo e comunque per quel che riguarda, parlo del Friuli, no? Chiaramente, però insomma voi vi state impegnando anche in questo senso, c'è della promozione su diversi fronti anche, no? Diciamo che tradizionalmente siamo stati sempre più impegnati all'estero che nel nostro paese. Veniamo da ormai più di 10 anni di campagne importanti fatte negli Stati Uniti, Gran Bretagna, Nord Europa, Germania e Francia, che sono i mercati di riferimento del San Daniele, dove abbiamo condotto azioni importanti di promozione sia per la comunicazione dal punto di vista della degustazione del prodotto. Direttore, mi inserisco, e i risultati ci sono stati? I risultati ci sono, assolutamente senso? Sì, abbiamo invertito la classifica dei paesi di esportazione che precedentemente erano prevalentemente europei e oggi hanno visto una prevalenza per esempio degli Stati Uniti e Australia come paesi target del nostro export. In più, 2018 per la prima volta siamo stati in televisione con uno spot importante dal punto di vista dell'impegno che ci ha messo il consorzio, distribuito per 3 settimane nelle principali reti nazionali italiane, quindi abbiamo cercato di rappresentare il nostro prodotto nei canali televisivi, oltre che su quello che oggi è il principale canale di comunicazione, che è il web, quindi con tutti i social e i mezzi che sono in esso disponibili. Direttore, con i russi come siamo messi? Noi, grazie all'Unione Europea e agli Stati Uniti, male, perché nel 2013, quando stava esplodendo, anzi 2014, quando stava esplodendo l'export, noi viaggiavamo al 300% all'anno di più di esportazioni verso quel paese, sono subentrati i dazi europei, anzi le restrizioni europee alle importazioni russe, controbattute dai russi con l'embargo per i prodotti top dell'Europa. E noi siamo incappati in questa assurda polemica tra occidentali e russi e ci ha molto boicottato, anche perché è in particolare interessante da sapere che tutte le aziende di San Daniele abilitate per i paesi extracomunitari come gli Stati Uniti, come la Russia, hanno delle particolari abilitazioni e anche dei particolari costi per poter esportare in quel paese. Noi eravamo tutti attrezzati con una dozzina di aziende abilitate all'export per la Russia e l'embargo ci ha praticamente stoppato. Un'assurda guerra che ha lasciato a bocca asciutta i russi, che apprezzano molto. Apprezzano molto, che ho paura che piano piano imparino a fare i prosciutti e non mangino più quelli europei, come hanno fatto per i formaggi. Chiudiamo con un invito, quindi dal 22 al 25 giugno c'è questa bella festa, i friulani non solo, cioè i corregionali, i friulani, diciamo gli abitanti del Friuli Venezia Giulia sono invitati assolutamente, ma anche non solo loro, perché penso che questa sia una festa che attiri anche i vicini di casa. Sì, attiri i vicini di casa dal nord Italia, dal centro Italia e per fortuna anche da Austria, Germania e negli ultimi anni anche dai paesi dell'est, nei vicini, quindi insomma aspettiamo un pubblico eterogeneo internazionale, però che ha un punto comune che lega tutti, che è l'amore per la nostra terra e per il prosciutto di San Daniele. Grazie. Grazie a voi. Euroregione News.